Sottoscritto il preliminare di vendita dell'ex ospedale di Santa Margherita Ligure, Arte cederà l'immobile alla società Il Mondo SRL per 10 milioni e mezzo di euro. L'operazione si concluderà entro il 2019. I commercianti del centro di Rapallo devono fare i conti con la recente chiusura del porto. La minore affluenza di gente è un problema non soltanto per chi lavora all'interno dell'area portuale. Uno studio evidenzia i cambiamenti in atto nell'area marina protetta di Portofino. Mortalità dei coralli, nuove specie, alghe invasive, alcune mutazioni potrebbero danneggiare il Mar Ligure. Bollette telefoniche. Dopo la sentenza sulla fatturazione a 28 giorni, le compagnie non rimborsano, anzi c'è confusione. La Lega Consumatori invita a fare attenzione e a non compilare moduli. In onore di Sant'Anna a Rapallo, una festa di famiglia nel segno della maternità della Chiesa. Prosegue il cammino verso l'unità e la collaborazione in parrocchia e con le altre comunità. 20ª Expo Tigullio a Rapallo, l'area espositiva ridotta ma il calendario ricco di eventi culturali. Lo sguardo solidale rivolto quest'anno all'iniziativa Mary's Meals che combatte la fame nel mondo. La radio torna a Santa, al 500° Castello San Margheritese, la festa per i 40 anni di Radio Aldebaran. Nell'occasione sarà ricordata la storia dell'emittente Radio Tigullio. Buonasera a tutti, bentornati al nostro telegiornale. In apertura una notizia arrivata nel tardo pomeriggio alla redazione. È stato infatti sottoscritto oggi il contratto preliminare di compravendita dell'ex ospedale di Santa Margherita Ligure di via Fratelli Arpe. L'accordo prevede che Arte Genova riceva per la vendita 10 milioni e mezzo di euro con saldo entro fine anno. Tutto questo dalla società a responsabilità limitata Il Mondo. La cifra permetterà di abbattere così il debito di Arte. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che evidenzia l'importanza del recupero di risorse da parte di Arte, che potrà così dedicarsi con maggiore efficacia alla riqualificazione del patrimonio di edilizia pubblica della Liguria. Un altro dei problemi storici di Santa Margherita Ligure è in corso di soluzione, ha invece commentato il sindaco Paolo Donadoni. Sapere che c'è un nuovo proprietario intenzionato a riqualificare una delle più grandi strutture vetuste e inagibili della città apre nuove prospettive di sviluppo per Santa Margherita Ligure. E ora noi torniamo a Rapallo perché la recente chiusura del porto turistico non ha danneggiato solamente chi lavora all'interno dello scalo. Anche i commercianti del centro città devono fare i conti con le problematiche connesse alla recente sospensione d'attività dell'infrastruttura. Sentiamo. Avete avuto disagi e problematiche in seguito alla chiusura del porto? Certo, le problematiche sono che purtroppo la gente non arriva facendo così. Già siamo abbastanza non messi benissimo perché quest'anno abbiamo notato molta meno gente. Con questo non dico che il sindaco non faccia delle belle cose, anzi ne fa parecchie. Ma certo che questa è veramente una cosa non piacevole del porto perché scenderà ancora la nostra attività. Dopo, io lo chiamo lo tsunami di ottobre scorso, abbiamo avuto dei grossi problemi. Intanto la distruzione che c'è stata, il calo commerciale secondo me è stato notevole perché già Natale i commercianti erano in sofferenza e comunque secondo me, io parlo anche a livello personale, però mi sento di parlare anche a nome di altri colleghi, anche quest'estate c'è stato un grosso calo degli arrivi, del turismo, insomma si lotta, si cerca di apparire al meglio e così si va avanti. Avete avuto delle problematiche in seguito alla chiusura del porto? Sì, assolutamente, perché le problematiche non ci sono solamente per i commercianti sul porto, ovviamente ne risentiamo tutti, da noi, attività, commercianti, ristoranti, supermercati anche, perché purtroppo è veramente un disastro, assolutamente. Per cui anche tanti turisti, dopo quello che è successo, nonostante siano state fatte tante cose, pubblicità di recupero, però tanti turisti ci siamo accorti che assolutamente quest'anno non sono venuti, per cui ne risentiamo purtroppo tutti completamente. Rimaniamo sul tema del porto, andiamo sul sito dell'ANSA della Liguria che titola L'ombra della camorra per i rifiuti al porto di Rapallo, le indagini affidate alla direzione distrettuale antimafia. Ci sarebbe l'ombra della camorra nella gestione dello smaltimento dei rifiuti legato alla strage degli yacht provocata dalla mareggiata di ottobre. Le indagini sono passate alla direzione distrettuale antimafia e il reato ipotizzato è quello di traffico illecito organizzato di rifiuti. Il pubblico ministero Andrea Ranalli, proseguiamo con la lettura, che faceva parte del gruppo ambiente della
della Procura è stato applicato alla DDA per proseguire le indagini in prima persona. Sono 10 le persone indagate, tra queste Andrea Dall'Asta, la D della società che gestisce il porto, Marina Scarpino, la direttrice, Mirko Melzani, il responsabile della sicurezza, e Pasquale Capuano, l'imprenditore campano con precedenti per traffico di rifiuti che gestisce un centro di smaltimento a Carrara. Questa era una delle 3 inchieste che interessa in questo momento il porto Carlo Riva. Misure straordinarie per tutelare i lavoratori del porto in questo momento di difficoltà sono state chieste dalla Filcams CGIL al sindaco di Rapallo. Sentiamo Antonella Ortelio. Quale proposta avete avanzato per salvaguardare il reddito dei lavoratori del porto Carlo Riva di Rapallo? È un suggerimento che ci siamo permessi di dare al sindaco, che ha recepito direi subito, che è quello di rivolgersi alla regione per vedere se si riesce a fare una sorta di ammortizzatore sociale, una sorta di finanziamento legato ancora a quelli che erano stati fatti per la mareggiata, visto che comunque discende ancora da quel problema lì, per riuscire a dare un reddito ai lavoratori nel caso che ce ne sia bisogno. Noi ci auguriamo che tutto ritorni al più presto possibile nella normale routine e che quindi non abbiano bisogno. Io penso che per adesso i lavoratori stiano ancora lavorando. Dobbiamo prevenire questa grossa difficoltà che potrebbero avere i lavoratori che non se la meritano. Ecco, sono sicuramente gli unici che non meritano di rimanere senza posto di lavoro e senza reddito. Quindi non sembra esserci il rischio forte di chiusura del porto quanto il problema della mancata retribuzione, potremmo dire. Ma sì, che potrebbe verificarsi nel momento in cui non venisse riaperto alle barche il porto e quindi che i lavori interni, tutto quello che possono fare gli ormeggiatori possano non essere più necessario e di conseguenza avrebbero dei periodi sicuramente di non attività. Mi auguro che questo non succeda, sono tutte, diciamo che prevenire è meglio di curare. E ricordiamo infine che questa sera alle 20:30 si tiene il Consiglio Comunale di Rapallo. Tra gli ordini del giorno ci sono alcune variazioni di bilancio. La riunione sarà ripresa in diretta e trasmessa su Telepace 2 al canale 85. È stato firmato all'unanimità dal Consiglio Comunale di Sestri Levante l'ordine del giorno che impegna Sindaco e Giunta a ribadire presso le istituzioni l'importanza della Fincantieri di Riva Trigoso per l'intero comprensorio e a chiarire con l'azienda le politiche presenti e future dello stabilimento. Il Sindaco la scorsa settimana era già intervenuta sul tema chiedendo di chiarire alcune affermazioni emerse nel dibattito a mezzo stampa e indicando gli interventi messi in campo dall'amministrazione a tutela del litorale su cui è insediata l'azienda. L'ordine del giorno firmato ieri sera da tutti i gruppi consigliari del Comune impegna quindi l'amministrazione a proseguire il lavoro con le istituzioni del territorio per ribadire l'importanza della sede rivana e a proseguire il dialogo con l'azienda stessa, insistendo sulla formazione del personale e coinvolgendo anche in questo senso Regione, Governo nazionale e tutti i parlamentari della Liguria. Cambiamo argomento, è stato presentato ieri sera a Sestri Levante il risultato di 3 anni di lavoro del progetto MPA Adapt condotto in 5 aree marine protette del Mediterraneo e tra queste c'è quella di Portofino. I dati emersi dimostrano che i cambiamenti climatici e il riscaldamento del mare stanno già causando mutazioni nell'ecosistema. Alcune di queste potrebbero essere dannose per l'intero Mar Ligure. Ascoltiamo. Mortalità dei coralli, nuove specie, presenza di alghe invasive sono i mutamenti in atto sui fondali dell'area marina protetta di Portofino a causa dei cambiamenti climatici. È quanto emerge dal progetto MPA Adapt, un lavoro di 30 mesi finanziato dall'Unione Europea. Studi e monitoraggi subacquei fanno capire come sono cambiate le specie del Mediterraneo, ad esempio è aumentato il numero di barracuda e pesci balestra, per fortuna innocui. Il vero pericolo però arriva dalle alghe aliene, cioè giunte da fuori Mediterraneo, come l'australiana caulerpa, comparsa per la prima volta a Portofino nel 2007. E adesso regolarmente tutte le estati col caldo esplode, si può dire, e ricopre intere parti di fondali in area marina, ma tendenzialmente in tutto il Mar Ligure. E questa è una specie dannosa perché compattando il fondale, ricoprendo il fondale, impedisce alle specie nostrane di insediarsi. La caulerpa non si può sradicare e, dicono i tecnici, è molto pericolosa per la Posidonia, ben presente invece nel mare del Tigullio. Si perde un habitat molto importante perché la Posidonia ha un impatto positivo a 360 gradi sull'ambiente costiero. Le spiagge verrebbero erose di più e i pescatori pescherebbero di meno. Il caso Posidonia chiarisce le responsabilità dell'uomo sulla vita del mare. La caulerpa infatti diventa fatale solo se la Posidonia è stata in qualche modo indebolita. I danni possono
possono essere causati dagli ancoraggi, dalla pesca a strascico illegale, a volte i ripascimenti delle spiagge, se fatti in modo non corretto, vanno a seppellire la posidonia, oppure magari interventi lungo costa che modificano il regime o erosivo sedimentario e quindi anche lì va a coprire. I cambiamenti climatici non vanno combattuti, dicono i tecnici, perché sono già in atto e stanno già causando mutazioni nell'ecosistema. Quello che dobbiamo fare noi è adattarci e mettere in atto delle strategie per fare in modo che i cambiamenti climatici sugli ecosistemi abbiano un po' meno impatto. Il sindaco di Chiavari ha emesso un'ordinanza con la quale chiede che si proceda alla chiusura notturna degli accessi pedonali pubblici alla spiaggia del porto di Chiavari, chiamata Spiaggetta. Il provvedimento sarà in vigore da domani, 1 agosto, al 30 settembre, dalla mezzanotte sino alle 6 del mattino successivo. L'ordinanza fa seguito a numerose segnalazioni da parte di cittadini e gestori su episodi vandalici, spaccio di stupefacenti, attività illecite commesse da gruppi di individui potenzialmente pericolosi e insediamenti di fortuna da parte di persone senza fissa dimora, più numerosi nel periodo estivo. Tante persone si stanno rivolgendo alle associazioni dei consumatori per chiedere lumi sui rimborsi che le società telefoniche devono ai loro utenti per la nota vicenda della fatturazione a 28 giorni. Il rimborso, infatti, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, avrebbe dovuto essere automatico. Invece vengono proposte offerte, sconti e richieste di compilazione moduli che causano confusione. Su questo sentiamo la Lega Consumatori della Liguria. Che consigli si possono dare ai consumatori? Quello di fare attenzione, perché le società tentano di fare delle offerte con dei loro servizi che sono già loro e che quindi non hanno un costo. Attenzione quindi a valutare bene l'offerta. Normalmente le compagnie offrono dei contratti di semestrali con dei servizi che possono essere sul traffico voce o sull'internet, che però è molto minore del rimborso. Le compagnie invitano anche a firmare dei moduli per poter avere il rimborso e in questo caso che cosa occorre fare? Sì, ci sono addirittura delle compagnie che dicono che erogheranno i rimborsi solo quando verrà attivato un procedimento di conciliazione, che è una forma di mediazione. Questo non è corretto, assolutamente l'Agcom ha ribadito che avendo vinto la causa anche in Consiglio di Stato il rimborso deve essere automatico e deve essere nella nuova fatturazione. Vi è però una problematica, ad esempio per chi ha fatto il recesso dal contratto o ha cambiato operatore. Anche in questo caso qua le associazioni dei consumatori hanno sollecitato perché vengano date delle direttive affinché non vengano persi quei soldi destinati ai risparmiatori. Il consiglio in questo caso quale può essere? Fare attenzione da una parte e dall'altra non firmare nulla? Sì, perché i moduli per il rimborso ovviamente quelli che sono online e chi utilizza internet possono essere anche semplici da compilare, ma non è così invece per le altre persone che non sono capaci o altrettanto pratiche. Quindi non abbiate paura di perdere il rimborso, deve essere fatto automaticamente. Nel dubbio chiedete all'associazione dei consumatori, ma attenzione a firmare i moduli o proposte alternative che limiteranno i vostri diritti. Secondo anche la sentenza del Consiglio di Stato, facendo l'esempio di una ricaricabile, il rimborso come dovrebbe avvenire? L'ideale ritengo che sia quello di dare il corrispettivo in credito. Sapete tutti perfettamente che il problema è che la fatturazione da mensile era stata portata a 28 giorni, quindi deve essere restituito proporzionalmente il credito che era stato tolto. Sul sito della Regione Liguria sono disponibili moduli per l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori sociosanitari. Possono presentare la domanda gli OS che abbiano conseguito il titolo in Liguria oppure che qui svolgano la propria attività o siano residenti. L'iscrizione è volontaria e non costituisce un requisito per l'esercizio della professione. C'è tempo per presentare la domanda entro il 31 ottobre. E ora siamo all'informazione religiosa del territorio, parliamo della festa di Sant'Anna a Rapallo, una festa sul sentiero dell'unità. Ascoltiamo Emanuela Castello. Un invito a chiedere e a farlo con confidenza. Lo ha formulato Monsignor Alberto Tanasini celebrando la messa nella chiesa parrocchiale di Sant'Anna a Rapallo in occasione della festa della patrona. Un evento vissuto con grande partecipazione da tutta la comunità. Sono molto contento per i festeggiamenti in onore di Sant'Anna, perché tutta la comunità ha partecipato. Durante la processione ho visto veramente una moltitudine di persone anche raccolte. Il cammino pastorale di quest'anno per la parrocchia di Sant'Anna è stato caratterizzato da grande vivacità, ma il desiderio che lo ha animato è stato quello di crescere nell'unità sia all'interno della comunità che nel rapporto con le altre parrocchie del territorio. C'è tanta vivacità e ringrazio lo Spirito Santo che veramente
ci rende attivi e corresponsabili. Il problema forse che abbiamo è quello di ritrovare l'unità ecclesiale della nostra comunità. Io non so le altre città, posso dire che Rapallo sta facendo dei piccoli passi, però molto importanti, proprio sulla strada della pastorale d'ambito, della pastorale di comunione, veramente camminando insieme. D'altra parte l'unità è sempre stata una delle caratteristiche principali della realtà sociale di questo quartiere che un tempo era periferico. All'esterno del centro della città si è più uniti, si è più familiari, ci si vuole più, c'è un altro rapporto. Questa nuova aggregazione qua ha fatto sì che come si chiamano, i locali qua si sono più riuniti, ci vogliamo un po' più bene, diciamo così. Continua intanto il lavoro instancabile per arrivare al completamento del complesso della chiesa ed in particolare per quanto riguarda le opere parrocchiali. Una forma di sostegno originale è stato il lavoro delle 15 socie dell'associazione Fili Meravigliosi. Abbiamo fatto queste 75 cartoline con l'icona di Sant'Anna Maria Bambina, la sagoma del nuovo complesso parrocchiale di Sant'Anna, la nuova preghiera approvata dal Vescovo dedicata a Sant'Anna, e con questi pensierini all'interno sempre al tombolo, che poi sono una Madonnina, un cuore, un fiore e poi intero ricavato che va per il completamento delle opere parrocchiali. Rimaniamo a Rapallo e apriamo la pagina culturale. Questa mattina è stata inaugurata la 20ª Expo Tigullio. L'iniziativa si terrà sino a domenica e domenica ci sarà l'assegnazione del premio Bontà Madre Speranza a 2 vincitori che si sono prodigati per il prossimo mettendo a repentaglio la loro stessa vita. Sentiamo. Oltre le difficoltà, la 20ª Expo Tigullio di Rapallo ha aperto i battenti con la cerimonia di inaugurazione ospitata all'Oratorio dei Bianchi. I segni, ancora presenti in città della mareggiata dell'autunno scorso, hanno ridotto l'area espositiva ma non hanno inciso sulla qualità dell'evento. Ci sono poi i rappresentanti di tutte le sezioni. E invece abbiamo puntato quest'anno un po' di più sulla cultura, infatti qui nell'Oratorio dei Bianchi ci saranno 5 giorni al pomeriggio e alla sera di cultura di vario genere. Partiamo da spettacoli musicali fino a enogastronomia e cultura. Domani, il 1° di agosto, con ogni probabilità riaprirà la passeggiata a mare e la transitabilità sopra il San Francesco. A breve avremo l'inaugurazione della piazza della stazione, che è una delle porte della città. Sempre domani avremo anche questo significativo appuntamento alle 18:30 all'inaugurazione della Scala del Castello, uno dei simboli della nostra città. L'Expo di Rapallo quest'anno avrà uno sguardo solidale nei confronti dell'iniziativa Mary's Meals, progetto che assicura un pasto quotidiano a scuola nelle zone del mondo in cui la fame e la miseria impediscono ai bambini di ricevere un'istruzione. La solidarietà delle persone può fare la differenza, ha evidenziato il vescovo Alberto Tanasini presente alla cerimonia inaugurale. I problemi, ha detto il presule, dobbiamo affrontarli noi mettendoci in gioco e credendoci. Un'esperienza questa che da alcuni anni viene riconosciuta nell'ambito di Expo con il premio Bontà Madre Speranza. Domenica 4 agosto alle ore 18 saranno premiate 2 persone, un giovane che si è gettato proprio in mare per salvare la vita di un uomo che stava annegando, e una signora che dedica la propria vita da mattina a sera e anche notte per salvare le persone, per aiutarle a camminare, insomma per tutte le necessità occorrenti. E questa mattina in Regione è stata presentata la 35esima edizione dell'Expo Fontana Buona di Calvari, che si svolgerà dal 29 agosto al 1° di settembre. Sentiamo i dettagli. Nuovo logo, grafica rinnovata, maggiori adesioni. Sono alcune delle novità della 35esima Expo Fontana Buona di Calvari, presentata ufficialmente stamani in Regione. La manifestazione si terrà dal 29 agosto al 1° settembre, i primi 3 giorni dalle 15 alle 23:30, la domenica conclusiva tutto il giorno dalle 10:30 alle 23. È ancora presto per avere il dettaglio di convegni, mostre, presentazioni e altre iniziative. L'organizzazione è al lavoro e si riserva di diffondere il tutto in una prossima conferenza in programma Chiavari a metà agosto. Un intenso lavoro
lavoro da parte del GAL che si concretizzerà il 29 agosto alle 18, ora dell'inaugurazione. Anche quest'anno Regione Liguria ha garantito, insieme a Camera di Commercio, un sostegno economico ai 5 eventi Expo regionali, tra cui quello della Fontana Buona. Gli organizzatori sperano in un ritorno di interesse nella Kermesse e nel riuscire ad aiutare le piccole imprese a trovare nuovi sbocchi di mercato. L'Expo di Calvari, infatti, scommette ancora nel marketing territoriale, nella biodiversità e nei prodotti locali. Gli espositori sono tanti, le richieste di ammissione sono veramente tante e stiamo ricevendo veramente con una notevole consistenza queste richieste. Siamo molto soddisfatti, anche perché abbiamo cercato di dare un po' di rotazione e soprattutto di accogliere le domande anche di soggetti che magari in passato non avevano avuto la possibilità di essere così visibili. E ora parliamo dell'iniziativa Torna la radio a Santa. Con questo slogan si aprirà domani al Castello Cinquecentesco di Santa Margherita Ligure la festa organizzata per celebrare i 40 anni di Radio Aldebaran. Nell'occasione sarà ricordata un'altra storica emittente, Radio Tigullio. Sentiamo. Il primo cittadino di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, buongiorno. Buongiorno a voi. Nel 40° anno di vita di Radio Aldebaran, l'unica radio commerciale rimasta aperta dagli anni 70 ad oggi, si vuole festeggiare anche un'altra radio che purtroppo non c'è più, ha cessato le trasmissioni nel 2000, ed è Radio Tigullio, conosciuta anche come RTA, Radio Tigullio Activity, nata proprio a Santa Margherita Ligure nel 1976 e per 24 anni è stata la voce del Tigullio occidentale. Poi purtroppo per problemi burocratici legati alle concessioni governative è stata chiusa, e domani appunto ritorna invece un'emittente radiofonica a Santa Margherita, perché nel pomeriggio Radio Aldebaran farà le sue trasmissioni in diretta proprio dal Castello Cinquecentesco sul lungomare sammargheritese, che fu proprio la sede storica di Radio Tigullio. Poi ci sarà una tavola rotonda sulla radiofonia a cui sono invitati, anzi invitiamo tutti coloro che hanno animato ma anche che hanno ascoltato e amato le radio libere degli anni 70 in poi, naturalmente, e alla fine una grande festa proprio per i 40 anni di Radio Aldebaran, con tanta musica e tanti ospiti. Rimane un po' una marcorda poterne parlare. Purtroppo sì. Per un giorno ritorna quella che era proprio l'emittente cittadina Radio Tigullio, nel castello, in una cornice splendida. Sì, davvero, è un momento che sarà un tuffo nel passato molto gradevole per una marcord, per rimembrare quella che è stata Radio Tigullio, che ha animato il nostro golfo per tanto tempo, ha circuitato davvero tantissimi radiofonici che sono passati per raccontare il nostro territorio in diretta. Quindi è un bel momento da condividere insieme e sono contento che Radio Aldebaran abbia scelto Santa Margherita per questo frangente. La nota azienda chiavarese Y-Scout, che con la sua piattaforma di video e dati è diventata punto di riferimento del calcio professionistico mondiale, si unisce da oggi al gruppo americano Hudl, nato da un gruppo di universitari che ha sviluppato un software per analizzare le partite di football americano. Oggi Hudl è attiva in tutti gli sport e Y-Scout andrà ad integrarsi al gruppo apportando una rete di clienti e rapporti ormai forte, sviluppata in oltre 100 paesi, un team e conoscenze specifiche del calcio. La sede di Y-Scout rimarrà a Chiavari e gli attuali azionisti continueranno ad investire sul nostro territorio. Salgono a 9 i defibrillatori installati sul territorio comunale di Chiavari. Questa mattina, infatti, un nuovo dispositivo DAE è stato inaugurato in via Del Pino all'incrocio con via Botti. Il prezioso strumento è stato donato alla città dai giovani del Rotaract Club Golfo del Tigullio. È il risultato di uno sforzo collettivo, spiega Francesco Cappetti, ex presidente e oggi vice del club, che può essere davvero importante per salvare vite, motivandoci, prosegue, nel futuro ad organizzare iniziative simili a queste. Andiamo avanti con il nostro progetto di città cardioprotetta, conclude invece il sindaco Marco Di Capo. Avete visto anche le immagini. Su tutto il territorio della ASL 3 genovese sarà attivo dal 12 agosto il nuovo numero verde gratuito per contattare la Guardia Medica. Il numero è 800 893 580. Sarà disponibile dalle 20 alle 8 del mattino nei giorni feriali e 24 ore su 24 il sabato, i prefestivi e i festivi, in tutti i 40 comuni della ASL 3, dunque sono compresi quelli del Golfo Paradiso. Il nuovo numero sostituisce quello della centrale operativa di Genova e quello dei poli territoriali di continuità assistenziale, che sino ad oggi non erano collegati alla centrale operativa. Il numero e tutti i dettagli anche sul nostro sito teleradiopace.com.
Torna l'annuale festa del gruppo Amici del Ponte, organizzata sul piazzale della chiesa di Santo Stefano a Sestri Levante. Le serate sono 4, da domani a domenica. Quella del 2019 sarà un'ecofesta. Gli organizzatori infatti hanno deciso di utilizzare materiali bio, ottenendo un riconoscimento e un contributo da parte della Regione Liguria. L'intervista di presentazione. Che cosa avete deciso di fare per essere un'ecofesta? L'iniziativa più grossa e importante, che ci porta anche via parecchio denaro, diciamo, è quella di prendere tutto il materiale monouso biodegradabile, quindi i bicchieri, quindi le posate, quindi i piatti, e tutto quello che sarà monouso sarà buttato nell'umido perché sarà biodegradabile. Che anno è questo 2019 per questa tradizione della parrocchia che negli anni ha cambiato volto? Abbiamo avuto per 44 anni come presidente storico Federico Marzi, al quale non si può non fare un ringraziamento per tutto quello che ha fatto per questa festa negli anni. È il primo anno di Tommaso come presidente, è il primo anno di un nuovo consiglio, è il primo anno di tante cose. Questo è il mio terzo anno, io da poco che sono inserito, però è una bellissima realtà perché giovani e più anziani condividono insieme la forza dei giovani con l'esperienza degli anziani, e poi alla sera arrivano anche gli adulti che escono dal lavoro e si buttano subito in sagra. Praticamente viviamo per una settimana e mezza lì. Il ricavato di queste serate come sarà utilizzato? L'asilo parrocchiale è in restauro in questo momento e quindi, come ogni anno, le risorse ricavate da questa sagra vengono poi utilizzate per opere parrocchiali. Quali saranno le 4 serate di festa? Saranno giovedì 1, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4, con un primo piatto che varia sempre tutte le sere, che sarà il solito classico raviolo fatto a mano dalle nostre donne il giovedì sera, il venerdì sera le mezze maniche con il pesce spada e i pomodorini, il sabato gli spaghetti a ragù di mare e la domenica le trofie al pesto alla genovese con fagiolini e patate. E musica dal vivo? Musica dal vivo con Davide Ramini, con i Caravel, con Enrico Roseto e con i Roller Folk nell'ordine da giovedì a domenica. E ora tutti gli altri appuntamenti per domani, sfogliamo insieme l'agenda di Telepace. Appuntamenti in programma per giovedì 1 agosto. Concerto tributo a Vasco Rossi in piazza Gagliardo a Chiavari con la Combriccola del Blasco, tribute band ufficiale nata 20 anni fa nell'entroterra imperiese. Sarà l'occasione per festeggiare anche i primi 20 anni di vita della band con i successi di Vasco Rossi. Appuntamento alle 21. Filippo Daverio sarà il protagonista del primo tramonto a Montallegro, ciclo di 3 appuntamenti organizzati al Santuario Mariano e dedicati alla cultura. Affronterà il tema l'arte raccontata ai bambini a partire dalle 21. Sarà in funzione la funivia. Torneo di burraco nell'aia della Corte di Sesta Godano con inizio alle 21 a cura della Proloco. Per notti fra le note, appuntamenti con la musica sotto le stelle a Levi. Sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo la voce di Andrea Celeste, accompagnata da Alessandro Collina al pianoforte, introdurranno alla storia di Partenope nel corso di una serata dal titolo Fable of Naples, con musiche dei più grandi autori della canzone napoletana. L'appuntamento è alle 21:15. Alcune notizie di sport prima di concludere. Si disputeranno domani sul campo sportivo del Circolo Acli di San Colombano Certenoli le finali del torneo amatoriale di calcio a 7. Alle 20:30 la finale terzo-quarto posto tra Ruentes Rapallo e Mix Team Fontana Buona. Alle 21:30 la finale primo-secondo posto tra la Jessica Hairstyle Recco e l'Atletico Canà San Salvatore Lavagna. Il torneo è stato organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Acli Carretti di San Colombano Certenoli e ha visto la partecipazione di 10 squadre provenienti da tutto il comprensorio. Tra maggio e giugno sono andate in scena oltre 30 partite serali. Hanno preso il via sui campi della Prorecco Tennis in piazza Olimpia a Recco le gare della 48esima edizione del Gran Torneo del Golfo Paradiso, manifestazione di quarta categoria, già storico torneo del villeggiante. La manifestazione è in programma sino al 14 di agosto e rappresenta il clou della stagione tennistica della società sportiva recchese con la presenza di ben 250 atleti. Il torneo era organizzato con il sostegno economico del comune di Recco. Mentre si è svolta a Giacopiane l'ultima prova del campionato di pesca ai Ciprinidi all'inglese, la vittoria è andata a Enrico Botto che ha conquistato, come avete visto, il titolo di campione sociale FIMA 2019. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale, ci ritroviamo domattina con la nostra rassegna stampa condotta da Marco Revello. Per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul sito teleradiopacce.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.